Entro i prossimi 15 anni i robot saranno in grado di entrare a far parte dei nostri ambienti quotidiani come aiutanti nel lavoro e nelle faccende domestiche, come terapisti, assistenti, chirurghi. Parola del professor Bruno Siciliano, coordinatore del progetto DexSmart, presentato ieri alla Federico II di Napoli. Il futuro, insomma, è nella robotica. Il progetto di ricerca DexSmart studierà e attuerà nuove soluzioni con lo scopo di ottenere prototipi adatti al trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca scientifica alle imprese. Il professore Siciliano spiega ai nostri microfoni. L'idea è quella di realizzare dei sistemi robotici a due braccia, a due mani, che siano in grado in maniera destra e autonoma di riconoscere gli oggetti e di manipolarli in una maniera del tutto spontanea e naturale come farebbe un essere umano nel manipolare un oggetto con due mani. Accanto alla Federico II, che è coordinatore del progetto, ci sta la Seconda Università di Napoli e l'Università di Bologna come partner italiani, poi abbiamo 3 partner tedeschi, un partner francese e un partner inglese. Soddisfazione per l'iniziativa è stata espressa anche dal rettore della Federico II, Guido Trombetti. È la fantascienza che diventa realtà e noi confidiamo molto che si possa anche fare qui da noi la cittadella della robotica, così da consolidare questo ruolo di leader che abbiamo in campo internazionale. È un'attività che si fonda sulla grande scuola di ingegneria napoletana ed anche sulle competenze presenti nella facoltà di scienze.